Il 7 aprile ricorre come ogni anno la giornata della salute, un momento di riflessione. Non voglio usare un'espressione abusata, siamo quello che mangiamo, però è innegabile, anche in base a tutti gli studi più recenti e autorevoli, che la nostra tavola condiziona nel bene o nel male il modo in cui stiamo quotidianamente. Beh, io mi occupo da tanti anni di enogastronomia, di storia dell'alimentazione, vivo a Genova, quindi vivo in una città pienamente mediterranea e se c'è un alimento, e sottolineo un alimento che a pieno titolo sito al centro del nostro modello alimentare, quello è l'olio extravergine di oliva. Si è parlato non da oggi della cosiddetta triade mediterranea, appunto la vigna, l'olivo e i cereali. Queste sono le risorse che storicamente ci caratterizzano. Ho detto olio extravergine di oliva perché paradossalmente devo sottolineare che molti consumatori neppure conoscono in dettaglio la differenza tra l'olio d'oliva e l'olio appunto extravergine di oliva. Mentre l'extravergine è il vero mosto delle truppe, cioè è una spremuta del frutto benefica per la salute, eccetera, eccetera, l'olio d'oliva è viceversa un olio che nasce verosimilmente da olive difettose o ha subito una lavorazione inadeguata, quindi non ha le qualità per diventare extravergine e viene quindi, lo sintetizzo in maniera molto semplice, sottoposto alla cosiddetta rettifica, che è una raffinazione chimica che gli toglie i difetti ma gli toglie anche tutte le virtù e quindi poi viene addizionato di un pochino di extravergine e va in commercio come olio d'oliva. Quindi il mio suggerimento è quello di consumare veramente nella quotidianità olio extravergine di oliva, che peraltro, volendo, si può prestare anche alla frittura. Veniamo al dunque, io appunto sono di Genova, sono ligure, che se c'è una risorsa che caratterizza anche la mia regione, quella ancora una volta è l'olio extravergine di oliva. Non a caso io da molti anni periodicamente collaboro anche con il consorzio di tutela olio extravergine DOP Riviera Ligure proprio perché condividiamo una battaglia comune, cioè la tutela e la valorizzazione di ciò che vale. Cosa significa DOP, denominazione di origine protetta? È un marchio europeo che ci racconta che questi prodotti hanno una tracciabilità, sono una garanzia per il consumatore, perché le imprese che li producono devono conformarsi a un rigoroso protocollo disciplinare. Io in particolare, e vado a concludere, oggi mi faceva piacere segnalarlo, in questi giorni ho anche ricevuto un dono gradito da una mia allieva che si chiama Susanna e ve lo faccio vedere. Questo è proprio un extravergine della nostra riviera, Susanna vive a Ranzo e me ne ha voluto fare dono anche perché io lo assaggiassi e le dicessi un po' la mia opinione. Allora vado a fare questo assaggio, non è una vera e propria degustazione, in diretta anche con piacere per voi e verso, come vedete, l'olio in un classico bicchierino da degustazione. È un bicchierino blu perché in estrema sintesi anche questo, il colore talvolta non è poi così determinante, viceversa andiamo a coinvolgere l'olfatto e il gusto. Quindi io, come vedete, scaldo un pochino questo alimento nel bicchierino, faccio in modo di mescare insomma una volatilizzazione dei profumi e ficco la mia narice migliore all'interno di quest'olio per cercare un pochino di interpretarlo. È un classico extravergine di oliva taggiasca, una nostra cultivar, tra l'altro un'oliva da mensa e da frutto, che anche in questo caso ci rivela, oltre al fruttato indispensabile, ci rivela in lontananza delle note di frutta secca, di carciofo molto piacevoli. Non mi resta quindi che, con una sorta di cin cin, ora assaggiarlo, anche alla salute di voi che seguite e leggete Miguccibario, e quindi buona extravergine e buona Liguria a voi tutti. Cin cin da Umberto Curti. Magnifico, delicato, piacevolissimo, perfetto, con numerosissime pietre.